Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, un buongiorno, una buona giornata a tutti amici delle stelle. Oggi siamo carichi di energia. È venerdì, siamo pronti anche a goderci questo fine settimana, ma intanto andiamo un po' a capire come sarà questa giornata. Un buongiorno, un saluto anche da me Maria, ma siamo pronti alla linea di partenza, quindi via alle novità. Ariete, partiamo proprio da voi, che oggi vi lanciate verso un venerdì del tutto anonimo, una sorta di rientro alla base, diciamo, perché dopo i recenti exploit che avete vissuto è funzionale anche un momento così di calma per ricaricare le batterie e fare il punto della situazione. Tranquilli. Tensioni invece un po' in famiglia, la vicinanza non aiuta proprio, in casa o sotto l'ombrellone il poco spazio vi toglie un po' l'ossigeno, vi sentite un po' stretti. Toro, anche per voi giornata non proprio al top, malumore dichiarato ma di breve durata per fortuna. Il modo migliore per trascorrere bene o almeno in tranquillità la giornata è badare al sodo, l'apparenza non ha sostanza, ricordatelo. Lievi frizioni anche in amore, il rimedio miracoloso, vi sveliamo la ricetta, è a base di coccole, abbracci e parole gentili, semplice no? Gemelli, eccoci da voi. Oggi proprio non riusciamo a iniziare con il piede giusto. Atmosfera poco stimolante per i nostri gemelli, con la luna nelle retrovie che vi sottrae anziché darvi entusiasmo. Il solito ambiente, le solite facce, il classico film noioso già visto e rivisto. Strano ma vero anche per noi vedervi così poco comunicativi. Continuate a rimuginare su quella frase senza motivo di un parente, ma lasciatela da parte e continuate sulla vostra strada, è meglio. Cancro, il sestile lunare dal Toro a Nettuno invece per voi associa l'intuito alla razionalità e già qui partiamo abbastanza bene, rendendovi un bel punto di riferimento per chi vi sta e vi starà intorno. Siamo tutti alla ricerca di voi, ore serene allietate da sorprese, da amici pronti a condividere con voi sogni, bisogni e progetti. Dopotutto un'ottima giornata. Leone, giornata di battaglie, il sole nel segno e i ferri corti infatti con la luna in Toro. La famiglia vi pressa un po' così a voi, un pranzo tutti insieme appassionatamente vi rimane un po' sullo stomaco, ecco, l'abbiamo detto, non riuscire poi a far capire il vostro punto di vista vi irrita e non poco, così tanto da scagliarvi contro il mondo intero o perlomeno l'intera famiglia, ma anche questo non va proprio così bene. E così passiamo sotto ai nati della Vergine, mattinata veramente eccellente, già qui siamo contenti, sotto lo sguardo questa volta lunare benevolo dal Toro, lavoro, natura, riposo, coccole e famiglia, meglio di così, le cose poi si stanno mettendo bene anche negli affetti, si procede, scegliete sempre la comunicazione diretta, lo sappiamo vi sta già dando una mano, è la più efficace, confermate? Bilancia, e con voi ci godiamo la tranquillità, giorno di ferie o turno di riposo all'insegna della totale anarchia per voi, orari e regole in libertà vengono adattati alle vostre esigenze più profonde, oggi tutto gira intorno a voi, sembra facile il dolce far niente, non stiamo scherzando, non lo è davvero, specie se come voi della Bilancia siete da tempo abituati a stare sempre allerta, sempre sull'attenti. Scorpione, venerdì di fuoco anche per voi sotto il tiro della Luna e del Leone che vi inclinano rispettivamente alla pigrizia e all'iperattività. Voi dovete cercare di stare sempre nel mezzo, trovare l'equilibrio. Date poi una chance a una persona, quella persona in particolare a cui state pensando, prima di decidere che non è adatta a voi. Lasciate che le cose scorrano per un po', sarà più semplice. Sagittario, voi potreste approfittare di questo bel periodo per modificare positivamente lo stile di vita, specie se da così tanto tempo, e lo sappiamo che tanto, non vi concedete pause e relax. È arrivato anche questo momento, un viaggio, uno spostamento, queste sono per voi le priorità. In mancanza di programmi, pura noia, basta rilassarsi. Bel quadro astrale quello che guida i nostri Capricorno, la Luna, Marte e Nettuno sfilano per voi parati a festa, coccolati dalla buona sorte e sorridete naturalmente e meraviglia, gli altri vi sorridono, ricambiano, quasi non ve lo immaginavate. Per rendere la comunicazione più fluida con chi vi circonda è meglio evitare di criticare, schematizzare o dare giudizi, costruire un dialogo sarà così più facile o almeno dovrebbe esserlo. Acquario, meglio starvi a distanza oggi e così abbiamo avvertito tutti. Per varie ragioni in giornata la comunicazione proprio non funziona. Un bel da fare anche in casa poi, tra pulizie, cucina, bambini da intrattenere e il partner pure brontolone. Qui chiudiamo il cerchio. E se mollaste tutto, questa è la vostra prima idea sicuramente, ma tacere potrà essere la decisione più saggia, attenti. E chiudiamo con i nostri pesci, sempre tranquilli voi, lontani dai clamori, pervasi da un positivo entusiasmo, scoprite o riscoprite il piacere delle amicizie, quelle vecchie ma anche quelle nuove, tutte da vivere. La vita di coppia in più recupera gradualmente dei punti, si inizia la risalita, alcuni incontri poi segnano una buona partenza, promettono proprio bene. Ed è con le questioni di cuore quindi che chiudiamo il nostro oroscopo del giorno. Grazie per essere stati ancora con noi, ci salutiamo, è tempo dei saluti e quindi una buona giornata a tutti, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0